Esplosione nel tardo pomeriggio in un'abitazione di via Sette Martiri. Un uomo è stato ricoverato con ustioni e problemi respiratori. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco, ignota al momento le cause. Coronavirus, 72.456 gli attuali positivi, 1.709 in più, 39.051 le persone attualmente in isolamento domiciliare, 11 ricoveri in più in area non critica e 6 quelli in terapia intensiva, 31 i deceduti. Bottaccin scrive al ministro Costa: serve rinviare le limitazioni previste per i veicoli Euro 4. Lo stop dal 1 gennaio riguarderebbe 400.000 veicoli. Ancora controlli serrati in centro, ma i negozi chiusi alla domenica hanno fatto sì che l'affluenza fosse limitata e confinata in poche zone. L'Italia non segue la Francia, niente rinvio del Black Friday. I commercianti chiedevano un rinvio, ma il governo rigetta l'idea. A Padova ha rimandato lo storico evento serale per evitare assembramenti. Si accendono le luminarie che accompagneranno il Natale degli aponensi, palle, pine e videomapping che illuminano però un centro vuoto senza turisti, e le prospettive per il Natale sono tutt'altro che rosee. L'itinerario del weekend: a spasso in sella lungo le rive del Brenta, aperta la nuova ciclabile che porta da Ponte di Brenta a Stra.